Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesaris Corner. Io al solito saluto i miei nonni, Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandierre. Allora, il corner di oggi deve essere un po' più light rispetto a quello troppo strong dell'ultima volta, per il fatto che è durato, ha fatto il record in pratica, 50 minuti e passa, quindi con solo 2 argomenti ero in grado di farne 2 quasi di corner. Allora, per questo giro un corner un po' più light, ma soprattutto un corner dove io vorrei dire meno cose e farvi vedere più opere. Nello specifico ci sono 2 argomenti. Il primo è una mostra che ho visto a Venezia, a Capesaro, un paio di settimane fa, una mostra di Umberto Moggioli che è stata aperta a inizio settembre, chiuderà a inizio novembre, se non sbaglio il 7, quindi non c'è molto tempo, sono 3-4 settimane appena. Non vi dirò sicuramente, non tanto per la qualità, ma da critico e soprattutto avendole viste tutte le altre, perché ogni mostra in corso a Venezia l'ho vista, ho fatto il corner, risalgono a, se non sbaglio, 2 mesi fa, fine luglio, primi di agosto, dove c'era una selezione di mostre dalla Fondazione Cini, dal Guggenheim, a cosa ho fatto, Palazzo Grassi, a Punta della Dogana, quindi ho fatto dei corner su tutto. Vi dico, andate a Venezia per tutte le altre mostre, Youssef Nabil, Henri Cartier, Bresson, l'Artig, Piranesi, Roma e Basilico, tutte queste. Non vi dico andate per questa mostra che c'è per tanti motivi. Allora, inizialmente sicuramente per il fatto che è una mostra veramente una mini mostra, nel senso che l'ingresso è gratis, è una mostra di appena una sala, anzi una sala e un quarto, dopo vi spiegherò il perché, è un punto a sfavore questo. È una mostra compressa, sono appena 20 opere. L'occasione era un'occasione che avrebbe meritato molto più spazio, molta più attenzione. La mostra è stata pubblicizzata anche molto poco, quindi io ne ho sentito proprio perché ero lì. Ero andato al museo per fare uno dei tanti giri che faccio anche nelle collezioni permanenti. Infatti la seconda parte del corner sarà proprio su questo, sul nucleo di opere sempre esposte a Capesaro, delle opere immense, ci sono artisti di ogni tipo, dopo ho un breve elenco, ma soprattutto ho un video con una cosa come 80-90 foto di opere, quindi non c'è tutto perché la collezione è immensa, è molto più grande di ciò che si vede, come tutte le fondazioni, i musei, le collezioni eccetera, però ciò che si vede, che è sempre lo stesso, comunque vanta dei pezzi in collezione che sono immensi. Questa prima parte dedicata a Moggioli è una parte che va ad approfondire una mostra che cade proprio a 100 anni di distanza dalla morte dell'artista. Quindi ecco, io vi ho sempre detto, quando ci sono varie mostre, voi andate a cercare quelle che sono state fatte per l'anniversario della scomparsa piuttosto che della nascita, l'anniversario di una certa scoperta, di un'opera che è stata ritrovata, eccetera, perché di solito, questo caso no, non molto, c'era l'intento ma non il risultato finale, è una mostra che lascia un po' a desiderare. In che senso? Allora, le opere sono solo 20, tra l'altro 20 tra oli, disegni e acqueforti, con tema Venezia, una Venezia minore che dopo, quando vi spiegherò un po' di più lo stile, andremo a vedere che intendo per Venezia minore, quindi una Venezia periferica, non quella del Ponte di Rialto, San Marco, Giudecca, Salute, eccetera, ma una visione di Venezia molto più intima. Ecco, una mostra che ha appena 20 opere, di cui alcune disegni e acqueforti sono grandi come dei francobolli, quindi veramente 5-6 sono già fatte fuori perché si espongono nello spazio di appena metà di questo tavolo, più altre 4-5 sono variazioni su un tema che viene preso e resta tale per 5 opere, si aggiusta la luce, una ringhiera, una barchetta, ma poi è sempre lo stesso impianto.
Quindi è una mostra che a vedersi tutta credo che impieghi proprio 10 minuti, un quarto d'ora andando lenti. Ecco, quindi se andate lì, andate per vedere tutto il resto e se non ci siete mai stati, per il museo in sé, perché Capesaro ha una collezione di livello altissimo. Che altro dire? Non è sicuramente una di quelle sedi come l'ultima che vi ho presentato al Corner a Milano, Palazzo Reale, perché quello è una sede che fa 1,2 milioni, 1,3 milioni di visitatori annui. Ecco, Palazzo Reale in un mese fa i visitatori che fa Capesaro in un anno intero, quindi non credo arrivi ai 100.000 l'anno. Le gallerie dell'Accademia si attestano sui 300.000, il Guggenheim supera il milione ampiamente, quindi è una delle sedi un po' più neanche di nicchia. È una sede che è stata poco valorizzata negli ultimi anni, una sede che azzecca una mostra ogni 5-6. Io vi dico, questa non è una gran mostra, l'artista era di ottimo livello, meritava molto di più, vi ripeto, però ogni 5-6 ne azzecca una. L'ultima era stata quella dell'anno scorso, un anno e mezzo fa, in contemporanea alla Biennale Arte a Venezia, era la mostra di Arshil Gorky. Io ero stato, avevo fatto un corner ancora con Faccenda, un anno e mezzo fa ero insieme a lui, ve l'avevo presentata, era una mostra incredibile, vi invito sempre, c'era un catalogo magistrale, quindi prendetelo, lo trovate ancora disponibile nei siti online, eccetera. In pratica questo spazio che ha scelto di fare? Ha scelto di esporre un nucleo di opere, che è un nucleo di opere omaggio a Venezia, perché l'artista ha vissuto tra l'11 e il marzo del 15 a Venezia, ha studiato all'Accademia lì, e quindi si è scelto di focalizzarsi su questo tipo di focus, appena 4 anni, in cui si va ad analizzare un percorso che non è stato, secondo me, il più alto dell'artista, perché il soggiorno romano ha dato vita ad opere meravigliose, forse più alte ancora di queste, però è sicuramente stato il momento in cui l'artista ha creato le sue basi e poi c'è stata questa svolta romana tra il 16 e il 19-20, anno in cui lui muore, e quindi si è scelto di andare a focalizzarsi su un periodo molto molto ristretto, che sono appena 4 anni. Una mostra quindi di 20 opere che provengono un paio dalla collezione del museo, altre da collezionisti privati, da fondazioni, da altre sedi espositive, che sono state raccolte e messe insieme. Dal punto di vista storico-critico, se non sbaglio non c'è neanche un testo, non c'è il catalogo di questa mostra, perché per 20 opere aveva anche senso se ne avessero messe di più e se avessero scritto di più, ma nella mostra stessa voi troverete forse una sola scheda tecnica con appena l'equivalente di mezza facciata di scritto, quindi non vi danno neanche gli strumenti critici, non ci sono gli ipertesti che vadano a spiegare bene l'opera di Umberto Moggioli, quindi c'è veramente poco da vedere. Le opere in mostra però, devo dirvi, sono delle buone opere. Ecco, una mostra minuscola che è stata allestita in una stanza intera. In una sola stanza però non ci stava tutto, quindi è stato scelto di ampliarla, ma come? Non in 2 stanze, quindi o non è stata ritenuta degna di occupare 2 stanze, perché poi è tutto al primo piano. Al primo piano c'è la sede storica, la sede della parte permanente e questa piccola sala con la mostra. Siccome non ci stava tutto, è stato scelto di prendere un muro e un quarto della stanza dopo per esporre le ultime 3-4 opere che non ci stavano. Il punto è che si sente l'inizio della mostra perché c'è Umberto Moggioli, la scritta, il muro di fondo blu, eccetera, ma non si avverte lo stacco della fine, perché nella seconda sala c'è sia la mostra sia poi la parte solita con Arturo Martini, Adolfo Wilt, Casorati e molto altro. Quindi anche qua c'è un po' di ambiguità sul dove siano i limiti della mostra. Andando all'artista Moggioli,
Che si può dire? Non è un artista veneziano, nel senso che si è formato a Venezia, si può considerare di pedigree veneziano, ma ha avuto un'influenza romana e soprattutto era nato a Trento. Lui era dell'86. Nel 1904 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Venezia grazie alla donazione di un mecenate che aveva visto un piccolo quadro en plein air, una tavoletta minuscola dipinta dall'artista quando aveva 15-16 anni, ha visto subito la qualità, il talento pittorico, ha scelto proprio di investire sulla sua crescita e in pratica gli ha finanziato gli studi a Venezia. Ecco che Moggioli non solo inizia a studiare lì, ma riesce a confrontarsi con un certo tipo, perché questo è un percorso fatto proprio di cambi di luce, da Trento, un tipo di luce, Venezia, un tipo di luce, architettura, riflessi e rifrazioni che vanno a scomporre l'immagine, c'è un certo tipo di analisi dell'immagine proprio, poi lo spostamento a Roma dove si vede proprio che la luce si scalda, quindi ogni volta non sono solo quei 500 chilometri e all'epoca 2 giorni di viaggio, no, è un viaggio che comporta proprio un cambio di clima, un cambio di luce, un cambio di nebbie, di umidità, di sapori, di gusto e soprattutto un cambio di orizzonte. Per quale motivo? A Venezia ci sono sì quegli scorci all'interno di quelle calli suggestive quando si va nella strada tra Rialto e San Marco. C'è una serie proprio di calli strette con questi muri che salgono su e ti schiacciano in mezzo, non si vede neanche il cielo quasi, se andate con Google Maps non vi prende niente perché siete imbucati in mezzo a queste strutture in muratura e poi si apre nel nulla lo scarto, proprio lo spazio dell'orizzonte e la laguna veneziana. Quindi ecco, un gioco di orizzonti stretti che si aprono in orizzonti dalla lunga distanza e questo tipo di apertura sull'acqua con piccoli riferimenti che sono la barchetta, l'isola dell'estuario di Venezia piuttosto che altro, a Roma mancano, perché a Roma è tutto più accorciato nella visione, un orizzonte molto più stretto, più limitato, più soffocante quasi, ma al tempo stesso non c'è l'acqua. Quindi non c'è quella rifrazione, quella scomposizione della luce che crea l'acqua che riflette l'immagine, quindi quella doppia Venezia. Sergio Bettini scriveva proprio la doppia Venezia nel senso di un panorama che si vede reale e si vede specchiato al contrario sull'acqua, quello solido fisico che resta e quello invece che cambia la luce, con l'onda inizia a muoversi, si scompone, si ricompone. Ecco, a Roma è tutto più solido, è tutto più classico, è tutto più rigido, quindi l'artista appena va lì acquisisce una solidità compositiva che a Venezia non c'era neanche sognandosela. Altra cosa molto interessante, per andare più sullo stile, ecco, l'artista che fa? L'artista nell'11, quando si sposta a Venezia, non va con la moglie nella zona in, non va nel centro storico, non va nelle zone più VIP, ma dove si sposta? A Burano. In quella zona, chiaramente periferica, diversa dal solito, ci va poca gente, quindi anche più silenziosa, più vera, perché quella è la Venezia vera, non quella rifatta per il turismo di massa. Lui va per cercare quella quiete, quel silenzio, quella contemplazione e meditazione che lui poi nel suo lavoro va a reinserire. Quindi ecco, un tipo di pittura che vive di cosa? Vive di un respiro, di un senso proprio di profonda religiosità che riguarda la natura e in senso stretto anche la vita stessa. Quindi una pittura fatta proprio di colpi di luce che aprono la figura, questa immagine che va a perdere i contorni definiti che saranno invece tipici del periodo di Roma per andare proprio a sfaldarsi. Ecco,
L'artista scompare il 26 gennaio del 19 a Roma, muore a soli 32 anni di febbre spagnola. La spagnola ora noi lo sappiamo, da 6-7 mesi a questa parte se ne parla molto, si fa il confronto con il Covid, quanti morti, quanti infetti, il milione di contagiati di ora del Covid contro il mezzo miliardo della spagnola, il fatto che fece 50 e passa milioni di morti, stime poi più e meno, ci sono un sacco di stime, chi dice 10 milioni, chi 100 milioni, variano, però ecco, una piaga, una pandemia che ha colpito solo nel mondo degli artisti, delle figure illustri della cultura, diverse figure, ecco, per la spagnola, sempre tra il 19 e il 20, sono morti anche Klimt, è morto Egon Schiele, è morto Apollinaire, quindi tanti artisti, ecco, era stato colpito anche Munch, poi si dice, si vocifera, non credo che sia vero perché non c'è nulla, non c'è nessun dato che ci dica sì è vero piuttosto che forse un'invenzione fatta da non si sa chi. Che Munch abbia poi dipinto l'Urlo ispirandosi a quando lui era stato colpito dalla spagnola. Non so se sia vero e non lo credo, però si dice anche questo. Ecco, quindi bando alle ciance, io vi direi andiamo subito alla mostra, c'è tanto da vedere, o meglio non c'è molto, ma ho fatto diversi zoom dove si vede proprio una pennellata magnifica, magnifica, e soprattutto andate a concentrarvi sulla luce, perché è una luce veneziana, ma non quella della solita Venezia, è una luce più crepuscolare come il suo animo, quindi andate a leggere quella luce ed entrerete in un animo molto più intimo, nell'animo credo di un artista che per quanto sia morto a 32 anni, secondo me sarebbe andato avanti una volta ritornato da Roma a Venezia, perché lui sentiva quel richiamo della sua laguna, sarebbe forse ritornato a un tipo di luce proprio crepuscolare. Quindi prego regia con il video. Rieccoci in studio. Allora, avete visto proprio un tipo di pittura che si concentra su una sua capacità evocativa, che cerca proprio il contatto empatico con l'osservatore, quindi proprio una Venezia fatta per voi, non per chi la sta dipingendo. Ecco, andando ora invece
alla seconda parte io vi invito a visitare Ca' Pesaro, perché è un museo, uno spazio visitato da pochi, quindi vantaggio numero 1, non c'è mai la coda. Molto semplice, non trovate mai coda. Io non ho mai fatto, credo, un secondo di coda neanche per Gorky, per tante mostre che ho visto, quindi andateci già per quello. Il biglietto costa anche molto poco, quindi secondo motivo per andare. E poi per le opere che ci sono. Allora, io vi faccio un breve elenco di alcune opere che vi segnalo, soprattutto 2 alla fine, perché sono delle opere che... Allora, io torno spesso in questi luoghi, anche al Guggenheim, alle gallerie dell'Accademia. Ho già visto mille volte tutte le opere, perché non è che facciano molti cambi, che prendono l'opera del magazzino, la tirano fuori, la mostrano e altro. Spesso è abbastanza fisso come allestimento, ma che c'è di buono? Ogni tanto io, quando torno, scopro delle opere più di nicchia che mi sono sempre perso, magari in quest'ultima volta 2 opere che poi vi mostro alla fine, perché sono veramente, io mi chiedo come ho fatto a non vederle, ma non solo a vederle di sfuggita, ma a soffermarmi su quelle opere le 20 volte di prima che sono andato, no? Perché? Perché, ecco, sono un'opera di Morbelli e un'opera di Signorini incredibili. Però prima di queste io vi dico, ci sono nel video, ci sono nelle foto, in tutto, voi entrate, primo piano, la prima cosa che trovate è il Pensatore di Rodin e già qua ci si ferma un po' a bocca aperta, ammutoliti, e si dice cavolo, uno, perché sono varie versioni, andate al museo Rodin di Parigi, ce n'è un altro, ne trovate un altro se non sbaglio a Parigi sempre, non mi ricordo in quale altra sede, ne trovate molti in giro comunque. Ecco, c'è quello, c'è un bronzo, poi c'è un esemplare sempre di Rodin dei Borghesi di Calais, se non sbaglio uno di quei bozzetti, quindi non ancora ultimato, ma si vedono già tutte le figure nei loro posti, anche quella un'opera magistrale. Altra cosa, si vede la Giuditta di Klimt, un'opera che fece la Biennale di Venezia, che per fortuna la Biennale comprava, o meglio, tante opere dei primi anni, soprattutto l'opera Bevilacqua la Masa, che ora si trova, o meglio, all'interno del quale ora c'è il Museo d'Arte. Quando c'erano le prime edizioni della Biennale, quindi primi del Novecento, anni 10, anni 20, il museo andava ad acquistare, in altri casi gli artisti, per fortuna illuminati, hanno donato l'opera alla sede, e quindi noi troviamo lì tante opere che hanno vinto la Biennale, che magari non l'hanno vinta, ma qualcuno di illuminato ha detto cavolo, forse andiamo a prenderle che tra qualche anno, tra 100 anni, queste opere avranno fatto storia. Ecco, quindi voi trovate la Giuditta di Klimt, è già qui incredibile. Poi c'è una stanza di piccole opere di Medardo Rosso, ecco, è forse la sede in cui ci sono più opere di questo meraviglioso artista. C'è l'opera di punta Madame X, voi leggete tutte le schede tecniche perché queste sono scritte anche molto bene, e poi rischiate, se non avete presente l'opera Madame X, di perderla in mezzo alle altre. Poi c'è Adolfo Wild, Arturo Martini, ci sono delle opere del periodo delle grandi terrecotte, quindi dal 29 al 32 circa. C'è un Casorati da panico, 5-6 opere di Donghi eccezionali, poi c'è Rosai, Sironi, Campigli, De Pisi, Scarrà, De Chirico, Manzù, Morandi, Severini. Ecco, c'è un Severini che è un muro di tipo 8 metri per 3, cioè ha la stazza di Guernica, per dirvi, che per veder bene quello ci mettete forse più tempo della mostra di Moggioli. Quindi fateci caso, è un'opera enorme, davanti al quale ci sono i Donghi, i Morandi, c'è questa scultura del Bevitore di Arturo Martini, quindi delle opere incredibili. Poi ci si sposta in una sala
un po' più recente, quindi diciamo anni 40, 50, 60, dove c'è Vedova anni 50, Tancredi fine anni 50, un San Tommaso incredibile, Pizzinato, ecco il Pizzinato il migliore della storia, tipo un fantasma si aggira per l'Europa e sarebbe il fantasma del comunismo, quindi questi operai, questi contadini con la bandiera, falce e martello, ecco un'opera che ha fatto storia. Poi c'è Birolli, Afro, è pieno, è un'opera, è uno spazio che veramente vi lascerà a bocca aperta. Le due opere, per andare alle due opere, la prima è un'opera che si chiama Il Natale dei rimasti di Angelo Morbelli, è un piccolissimo olio su tela del 1903 che è stato acquisito, vi dicevo, durante la Biennale del 1903, per fortuna perché è un'opera incredibile, in cui appunto viene a mostrare che cosa? Un tema, il Natale dei rimasti, che è già commovente proprio per la tematica che affronta, in cui si vedono questi pochi reduci di guerra che pregano per coloro che non ce l'hanno fatta, e c'è quella candela spenta in primo piano che è davanti alla figura protagonista su quel bancone, si vede appena, una candela spenta che vi dice già tutto. Ecco, è un'opera piccola, un po' nascosta, che arriva dopo nel percorso espositivo al Rodin, ai Medardo Rosso, al Casorati, quindi è per quello che di solito voi entrate con lo sguardo già stregato, vi fermate e la vedete ma non la vedete realmente, quindi vi invito proprio a soffermarvi perché è un'opera che raggiunge un momento apicale. Una seconda opera che è proprio accanto si intitola La Sala delle Agitate al Bonifacio di Firenze, anche questo un piccolo olio su tela però del 1865 di Telemaco Signorini, che è un capolavoro di prospettiva, di caratterizzazione dei personaggi, dei vari volti e soprattutto di luce, perché c'è proprio, ecco, voi trovate una luce che va ad illuminare il retroscena, il secondo piano, e lascia in ombra il primo piano, cioè l'opposto di quello che si fa di solito. E come date, 1865, siamo ben prima dell'impressionismo, di cui la prima data ufficiale è del 74, quindi 9 anni dopo. Siamo, per dirvi, a 2 anni di distanza dall'Olimpiade di Manet. Ecco, Signorini a livello di luce era già a queste sperimentazioni, quindi convertire, anzi sostituire il primo piano illuminato con il retroscena, già qui una cosa incredibile. Ecco, rientrando in studio, sono due opere che da sole secondo me meritano l'ingresso. Poi nel video vedrete proprio in fase conclusiva delle opere che non c'entrano nulla come periodo, sono delle opere del nucleo della collezione Sonnabend, Ileana Sonnabend, che ha scritto un capitolo non proprio piccolo, ma anzi molto rilevante della storia dell'arte, del collezionismo e delle gallerie della, diciamo, anni 50-60 del Novecento. Perché? Perché la Sonnabend, ecco, aveva una collezione che vanta delle opere che vanno dalla pop art americana, dall'arte povera alla pop art della scuola di Piazza del Popolo, a veramente delle opere incredibili, Neodada. Voi lì trovate i Rothko, trovate i Rauschenberg, trovate gli Warhol giganti, trovate l'arte povera migliore che ci sia. Ecco, la parte più interessante di tutta la fondazione, la collezione permanente, è proprio il fatto che viene dedicata una sala, non molto grande per carità, alla collezione Sonnabend, che ciclicamente rinnova le opere esposte. Diciamo ogni 3-4 mesi, forse ogni 6 mesi, ecco 2-3 volte l'anno, cambia le opere. Questo giro ci sono cosa? C'è l'arte povera, vedrete Mario Merz, vedrete Paolini, vedrete Cunellis, vedrete Calzolari, c'è
c'è veramente molto, soprattutto ecco, l'opera di Calzolari è magnifica, è un'opera enorme veramente. Allora, quello è quel nucleo di opere che all'inizio vi permette di dire ok, qui inizia la collezione Sonaben perché non c'entra niente con tutto il resto. Allora, di nuovo, prego la regia con il video della mostra.
Rieccoci in studio, video molto lungo, tante opere, tanti zoom, tante cose, tanti momenti spettacolari. Le foto sono andate un po' più in velocità rispetto al solito perché altrimenti stavo qui fino alle 10 di sera con il video. Allora, io sono giunto anche per questo corner alla conclusione, vi avrei voluto dire tante più cose ma vi avevo già detto questo corner è un po' più light perché da 30 minuti a 50 poi vi rompo le scatole, allora lo stringiamo un attimino. Per i prossimi corner non so di che cosa vi parlerò, nel senso che sono ancora in contatto con Guarneri. Se Dio vuole da qui al corner prossimo o tra 2 o tra 3 lui sarà qui finalmente in studio, è da 1 mese e mezzo che cerco di chiamarlo, tra un imprevisto e l'altro mi tira sempre pacco, quindi arrabbiatevi con lui, scrivetegli, ditegli Riccardo quando è che vieni al corner di Cesare che è qua che ti aspetta e che ti annuncia tutte le dirette, ecco diteglielo voi che magari poi viene veramente. Allora io vi ringrazio anche per questa serata, vi saluto, buona serata a tutti, grazie.